Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata e soprattutto un benvenuto agli appassionati di ciclocross. Un piccolo preambolo, abbiamo ospiti in studio chiaramente eccezionali, ma soprattutto in questo momento di caos abbiamo sentito questo grande scandalo che ha coinvolto il grande Armstrong e tutti quanti sono lì sull'Olimpo dei giudici per giudicare questo o quel comportamento. Tanto sta che coloro che si sono macchiati di questi delitti, che hanno infangato questo sport, ragionano sotto dei binari a 6 zeri, vale a dire lì si tratta di milioni di euro, di interessi incredibili, dove parlarne è scomodo per tutti. Quindi io non mi metto sul proscenio per poter giudicare questo o quel comportamento. Certo che c'è una verità, c'è qualcosa di malato e la cosa che mi viene così, tanto per ragionare e per cercare di dare una cura a questa malattia, è azzerare tutto e cercare di inneggiare a coloro che lo sport lo vivono in prima persona. Intanto un applauso, spero corale, va alla mia co-conduttrice Ilenia Lazzaro, alla quale io tributo veramente un applauso perché sei campionessa del mondo cronometro e su strada in Grecia. Esatto, appena tornata da Creta, è andata bene, insomma l'in bocca al lupo che mi avete fatto l'anno scorso e anche quest'anno ha portato bene, insomma Scratch porta bene. Allora, porta bene Scratch e noi speriamo che possa portare bene anche a coloro che hanno delle decisioni da prendere, perché spesso succede che tu sei andata per esempio a tue spese in Grecia, nessuno ti ha sponsorizzato e quindi tante volte la passione è concertata anche da dei sacrifici e siccome non si guadagnano i miliardi, però l'inno nazionale ha fatto brillare gli occhi, esattamente quando ci sono gli inni nazionali che sono per le società di calcio, dove beccano un casino di milioni, dove ci sono personaggi che fanno sì suonare l'inno nazionale ma beccano milioni, siccome per me l'inno di Mameli ha un'importanza universale per chiunque diciamo così, si fregi di questo gran bel risultato, quindi andrebbe sostenuto di più. Questo è un mio parere personale. Magari fossero tutti come te, comunque dai, per noi è stata una bella trasferta, io ho vinto i 2 mondiali a cronometro e strada e Graziano Calovi del Trentino ha vinto la prova su strada, però abbiamo vinto 13 medaglie e ci sono arrivati i complimenti anche dai vertici della federazione, quindi per noi è stata veramente una grossa soddisfazione. Bene, io dico ai vertici della federazione, oltre ai complimenti, casomai un bonus per queste persone che in qualche maniera insomma hanno fatto qualcosa. Intanto io ringrazio anche Francesca Cauz e Silvia Cauz per essere venute qua. Tu Francesca sei reduce da una prova di Coppa del Mondo. Esatto. Com'è andata? E domenica sono arrivata 23esima, come prima prova di Coppa del Mondo sono abbastanza soddisfatta. Abbastanza? Io direi dovresti essere iper soddisfatta. Tra le 23 donne più veloci del mondo. E sì. Quindi complimenti. Mentre tu sei rimasta a casa, vero? Nella tua sì. casa casetta? Sì, sono rimasta alla gara che organizzava mia mamma, che... In casa vostra come si passano le giornate? A casa di Mario Mariotto io parlo, sicuramente si parla tutto il giorno di ciclismo. Ma è vero che per un periodo tu hai fatto un altro sport? Ah sì, infatti per quel periodo mio nonno neanche mi salutava più. È incredibile. Beh, andiamo proprio in questa oasi campagnola che abbiamo detto, lo diremo anche in cronaca, stupenda, bellissima, non ha più aggettivi perché è un posto meraviglioso, Ilenia, quindi tu eri contenta sicuramente in Grecia, ne eravamo contenti di essere qua. Ma l'ho sempre detto che a me è dispiaciuto tantissimo di aver perso questa gara. Gruppo sportivo verso l'Iride, iniziamo con la gara dei giovanissimi, che è un po' propedeutica, fa anche bene per tutto il movimento, se non sbaglio. Esatto, è una gara a gioco, deve essere un gioco, aspettiamo tanti bambini anche nel proseguo del trofeo, vediamo questi Però giovani. sentiamo questi bambini cosa dicono, 30 secondi, sentiamo 30 secondi di silenzio. Evviva Ilenia Lazzaro! 1, 2, 3! Evviva Ilenia Lazzaro! Insomma, fa piacere che qualcuno si sia ricordato in quel momento che c'era una campionessa del mondo che portava in alto il tricolore italiano e io ne ero contento, ma ne sarei stato contento qualunque tu
dovunque tu possa essere, perché non è detto perché oggi sei qua, io lo citavo anche lo scorso anno, 2 anni fa, insomma è giusto inneggiare. Parliamo della G6 con Gioele Polano, Manuel Felice, Bortolan Jacopo, Fontana Filippo, Dalla Valle Tommaso, Ferro Matteo, Cover Leonardo, Sergiano Giovanni, Zampieri Riccardo e Zanandrea Simone, i primi 10 classificati della loro speciale prova. Però dobbiamo andare agli esordienti primo e secondo anno. Insomma, tu non sei esordiente, sei allievo e poi commenteremo quelle degli allievi. Però andiamo subito con le immagini, con la prima batteria di gare. E così siamo al secondo Gran Premio Calinferno, bella cornice e del tutto spettacolare. E oggi è una bella giornata di sole, ma soprattutto oltre 300 partecipanti. Prima in apertura abbiamo visto i giovanissimi, ma oggi qua andiamo a commentare gli esordienti maschi e femmine. Intanto un saluto a Giacomo Salvador e a te Ilenia Lazzaro, che commenterà insieme a me questa bella giornata di sport. Esordienti al primo e secondo anno, vedremo chi saranno coloro che replicheranno a Vo. Replicheranno a Vo oppure si prenderanno delle soddisfazioni, andremo a vedere questo. Partenza alle ore 12:30, qui vediamo soltanto 3 femminucce, per la verità un po' poche. Abbiamo la Casasola Sara, poi abbiamo Grosso Naila Analel e poi dopo abbiamo anche la Baroni Francesca, la quale partono leggermente attardate rispetto al gruppetto dei maschietti, quindi gara a sé stante, un po' poche. Perché cominciano le gare in concomitanza, si è aperto il calendario anche in Piemonte e in Emilia Romagna. Ovviamente l'Emilia Romagna, avendo un calendario prettamente giovanile, diciamo che ha portato via un po' quella fetta di ragazzini giovani che trovavamo a Vo. Ecco, io a microfoni spenti ho sentito proprio un ragazzo che arrivava, una coppia che arrivavano dall'Emilia Romagna, che hanno preferito venire a correre qui. Insomma, hanno avuto anche le loro polemiche, giustamente, forse avranno alcuni dubbi, però sono venuti qua perché hanno visto che i percorsi del Trofeo Triveneto sono spettacolari. Sicuramente il Trofeo Triveneto ha una storia che altre realtà in ambito regionale non hanno, e quindi poi è facoltà delle squadre, se hanno anche la possibilità di venire a correre da noi, sono sempre ben accetti questi ragazzini. Qui abbiamo il gruppo ciclistico Mazambana, il Montebelluna, Postume 73 di Oliviero, poi abbiamo la Caprivesi, gruppo sportivo Mosole, Libertà Scorzè, Conegliano Bike Team, Valle di Cembra, Sorgente Pradipozzo, Team Grand Zone, poi abbiamo la Cisca Bugliese, San Fiorese, Scuola Ciclismo Vo, la Ludo Bike Racing Team, Red Cycling, poi il Govo Team, il San Vendemiano, la Gems Team Buia, Elba Bike Scopt. Quindi questo è il numero delle squadre. Vediamo davanti intanto un quartetto con Brancati, Angelozzi, Taborra e De Vettori, che appunto però diciamo che sono quasi tutti lì vicino e stanno affrontando, vedete un po' la differenza nell'affrontare questo tratto, chi a piedi, chi riesce a prendere la rincorsa e andare in bicicletta. Molto spettacolare, ricordiamo Mareno di Piave, questa zona meravigliosa che è l'oasi campagnola, Mareno di Piave, mi sembra un po' il lago Le Bandie, sono dei momenti questi che ti mettono a posto. Sicuramente è un piccolo lago Le Bandie, è un posto splendido della famiglia Mariotto e della famiglia Cauz, quindi veramente un bel posto non solo per mangiare ma anche per seguire lo sport. E questo è il valore aggiunto, questa famiglia che mette a disposizione la propria area per il ciclismo, insomma bisogna tenerseli veramente da conto questi personaggi, tanto vediamo questa bella pedalata, anzi più che bella pedalata, questa bella corsetta di Corrocher Mattia, quindi per lui il portacolore della Sport Sanfiorese, anche questa è una società mitica, questo vediamo un ragazzo della Postumia se non sbaglio, ed è Taborra, e insieme il quartetto che va sempre di conserva. Esatto, vedete come stanno affrontando questi ostacoli artificiali che sono stati messi sul percorso anche per rallentare un po' la corsa, e vanno bene perché poi servono anche per farli crescere a livello tecnico. Questo è un percorso che più assomiglia, diciamo così, intanto vediamo Casasola con la maglia di leader di classifica, un problema per la numero, questo è il pettorale 145 e si tratta di Loconsolo Roberto del Ludo Bike. Qua siamo già alla conclusione con Alberto Brancati della Caprivesi che si impone su Giovanni Angelozzi, poi dopo Taborra Mattia, di seguito Lorenzo De Vettori, Mattia Consolaro, poi abbiamo Michele Dreossi al settimo posto, Matteo Paiola, Micheletto Matteo, Nicole Moreno al nono e Pieroni Jacopo. Per quanto riguarda le femminucce,
Abbiamo appunto la Sara Casasola che va a riconfermare la leadership su Grosso Onalia. Ecco, purtroppo Baroni Francesca è stata colta da mal di pancia, auguri e alla prossima, quindi l'appuntamento è per il prossimo Trofeo Triveneto proprio a Valle Lagarina. Alberto, con questa vittoria, insomma, scalzi dal primo posto l'ex leader e oggi sei tu il leader. Sì, è stata una gara molto dura, siamo partiti abbastanza veloci fin dal primo giro. Sono cercato sempre di rimanere nella seconda, terza posizione a ruota. Poi all'ultimo giro c'è stato il primo scatto sul rettilineo d'arrivo e dopo nelle vigne è stato tutto scatto contro scatto. Sono passato in testa e da lì sono rimasto fino alla fine della gara. Allora, Sara, timida in telecamera, ma invece meno timida in strada. Un'altra vittoria. Sì, sono contenta, molto. La scorsa settimana eri un po' impacciata, hai detto non sapevi a chi dedicarla. Hai le idee chiare oggi? Sì, voglio dedicarla a tutta la mia famiglia e anche ai miei familiari in generale, nonni, nonne. Ben rientrati in studio, amici sportivi. Allora, abbiamo visto questa gara, abbiamo Alberto Brancati della Caprivesi, mentre le donne con Casasola, insomma, erano 3, una è stata male, abbiamo sentito di cronaca, e le altre 2. Insomma, ci sono delle concomitanze. Sì, cominciano adesso le concomitanze con il Piemonte e con l'Emilia Romagna, che fanno un'attività prettamente a livello giovanile, quindi esordenti ed allievi. Le donne esordienti del secondo anno già erano un po' pochine, perché appunto l'anno scorso non si sono fatti i campionati italiani in concomitanza con gli altri italiani, sono stati fatti a maggio. Auspichiamo che magari qualche ragazzina, vedendo la trasmissione, non so, si innamori del ciclocross e venga anche a provare. Ecco. Ma come mai questa discrepanza? Nelle allieve mi pare che ce ne siano di più, di solito è un po' l'incontrario. Sì, cioè, diciamo che il fatto che l'anno scorso l'italiano per gli esordienti del primo anno, che erano gli ex giovanissimi, non è stato fatto più avanti, ha portato forse alla partecipazione di bikers più che di stradisti. Quindi normalmente adesso magari i bikers hanno finito e gli stradisti che normalmente venivano a fare il ciclocross, le donne parlo, non ci sono, quindi speriamo insomma che arrivino. Si parte dalle esordienti, Francesca, poi cos'è che cambia la tua età? Cioè nel senso, a quell'età là tutti quanti va bene, fanno ciclocross fino alle allieve, junior e poi dopo elite cominciano a dire anche qua ci sono delle cose diverse. Già voi fate poche gare su strada, normalmente dovete fare chilometri e strachilometri. Se però vi tolgono l'opportunità, questa è una mia domanda stupida perché io sai di ciclismo me ne intendo molto poco, però tolgono anche un'opportunità per fare sistema. Beh, tra gli esordienti, le allieve e le junior non c'è tanta differenza. E nel senso la passione è sempre la stessa secondo me, cioè io è da quando sono esordiente che pratico ciclocross e la passione è sempre medesima. Cosa scatta poi tra le elite? Logiche diverse? Sì, cambia un po' la mentalità, il chilometraggio aumenta, gli allenamenti sono molto più lunghi, più duri, impegnativi. Ma anche là bisogna decidere o ciclocross o strada? Sì, quest'anno appunto a differenza degli altri anni non farò tutto il trofeo in quanto quest'estate ho avuto una stagione molto intensa e quindi non si può dedicarsi pienamente a tutte e due le discipline. Ma ti spiace un po' questo oppure? Sì, mi dispiace, però me ne rendo conto anch'io che è impossibile fare entrambe le cose o bisogna fare anche delle scelte. Ilenia, dall'alto della tua esperienza, che comunque ne hai, ma insomma, senza andare a cercare per forza il risultato, io parlo della Cauzzi, ma ce ne abbiamo anche Zurlo, mi spiace che non lo pratichi più, ma in sede di allenamento, allenarsi in palestra o allenarsi in strada, non potrebbe essere anche la palestra un allenamento, il ciclocross? Non credo che sia tanto diverso perché i pesi li fai correndo, oppure fai fiato, ma sei in un luogo aperto, sicuro. Beh, sicuramente. Prenderla come allenamento, non come gara vera e propria da vincere. Quello è il problema, che molto spesso, ma l'ho passato anch'io insomma nella mia pelle, che molto spesso un agonista è agonista sempre. È difficile prendere le gare così. E quindi molto spesso, specialmente le squadre, spingono perché questi ragazzi facciano riposo. Io in effetti ho cominciato a fare ciclocross quando ho finito di fare la professionista.
Prima che facevo la professionista facevo 30.000 km all'anno, 25-30.000, 60-70 gare all'anno, perché è vero sì che si corre tanto in giro e infatti si fanno tante corse a tappe. Alla fine io ricordo sempre quando avevo l'età della Francesca ero come la Francesca, cioè pesavo anche come la Francesca, quindi era un po' difficile per me. Adesso sei grassa, no? No, adesso sono un po' più grossa, sì, perché comunque è difficile arrivare a essere competitivi tutto l'anno. Io però sono dell'idea che avendo degli obiettivi e avendo i giusti riposi si può fare ad alti livelli sia uno che l'altro, però bisogna dare comunque al corpo il riposo. Quindi secondo me è giusto che adesso Francesca sfrutti questo momento, perché al campionato mondiale su strada è andata forte, questo ultimo periodo di strada è andata forte e adesso sta andando forte. Prima di dare la linea agli allievi, allora Silvia, visto che sei ospite di Scratch, ma il percorso tu sapevi come veniva disegnato? Beh sì, certamente l'avevano disegnato mio papà e mio zio Damiano, che lo saluto. E tu dovevi andare vicino a loro a vedere com'era, come fanno gli anziani che dico sempre così va bene, così no, dimmi la verità. Sì. Andavi anche tu a seguirli? Sì, li ho seguiti, infatti lo sapevo già 2 settimane fa. Sei partita avvantaggiata. Sì, infatti sapevo già tutto. Era fatto un po' per mia sorella, però... Beh, ne hai usufruito te. Beh, d'altronde giocava in casa, se ci fosse stata, avrebbero fatto un percorso giustamente un po' adatto alle sue caratteristiche. Sì. Non è barare questo, cioè soltanto giocare. E quando l'Inter gioca a San Siro, bagnano di più il campo o meno a seconda, è vero, Ilenia? No, è vero, non c'è nulla di male. Sai che a me... No, ma io abito a Cadoneghe, hanno finito di fare le gare a Cadoneghe quando ho cominciato io a correre il ciclocross. Quindi... Ecco che sfiga. Mannaggia. Vabbè, allora riconsoliamoci con la seconda gara di giornata, dove lì vedremo donne allieve, uomini primo e secondo anno allievi. Gara riservate adesso alle donne allieve, al secondo anno per gli allievi e primo anno. Un saluto a Cristian Tonetto, lo salutiamo, insomma anima anche lui di questo trofeo Triveneto. Danno colore, io dico sempre che questi ragazzi danno colore, danno vivacità a ogni quartiere tappa. Abbiamo detto 300 tra tutti gli iscritti, qua oggi andiamo a commentare i 64 atleti che compongono la schiera di partenza delle donne allieve e allieve secondo e primo anno. Insomma, non proprio pochi. No, non proprio pochi, appunto perché abbiamo detto ci sono delle altre gare in concomitanza, quindi la categoria allievi penso quest'anno si presenterà ai titoli italiani con più di 100 atleti, quindi veramente notevole. Abbiamo qua comunque tante donne, questo ci fa piacere, la Alessia Dalmagro, la Ludovica Camatta, Anna Faoro, poi abbiamo la Girardi, Silvia Cauz, Giglioli Viola Dorotea, De Bellis Bezze, poi abbiamo la Bondavalli, la Borghesi, Macor Marchetti Zanettini, Beggin Sofia, Ronchi, Pollicini, Marturano, Arzuffi, Barbieri e Bellante. Abbiamo voluto citare le femminucce perché sono quelle che poi dopo alla fine prendono sempre meno audience, no? Quindi gli diamo un voucher in più. Anche perché sono il futuro del ciclocross in Italia, insomma la categoria allieve è l'anticipo poi delle junior e delle elite under 23, quindi è giusto dare risalto anche a queste ragazze. Qua per quanto riguarda il secondo anno abbiamo Nickel Edoardo che dovrà riscattarsi dalla delusione della scorsa settimana, ma aveva a che fare con un fior di corridore. Oggi si dovrà guardare insieme a Buttò, a Sala, ma vedremo. Mentre Bassani dovrà riconfermare la propria leadership, lo vediamo sempre molto bene in bicicletta. E qua insomma in testa vediamo Barbieri, Camatta, Zanettin, poi abbiamo Trambaioli, insomma sono sempre i soliti che stanno dettando le regole di questa gara proprio di Calinferno. Sì, tra gli allievi del secondo anno non c'è Giorgio Rossi, quindi oggi lo scontro sarà tra Stefano Sala e Edoardo Nichele, mentre il solito scontro Bassani De Bellis per quanto riguarda gli allievi al primo anno. E vediamo un gradito ritorno, sfortunata la settimana scorsa Avò, oggi è già davanti Rachele Barbieri del Serra Mazzoni. Ecco, bene sta andando anche Matteo Zacchin che l'abbiamo visto un po' appannato, però man mano anche questo Zacchin lo scorso anno mi pare che andando anche lui avanti con il trofeo insomma carbura meglio. Ma sicuramente sono le prime gare e come dico sempre la stagione poi si conta alla fine e questi ragazzi usciranno alla distanza. Chiaramente la Dalmagro Alessia è la portacolori della Postumia 73 Dino Oliviero che va a ranghi compatti, la Dino Oliviero Postumia insomma ne ha tanti ragazzi che preferiscono fare il ciclocross. Vedo una maglietta di campione italiano.
Sì, è quella di Stefano Sala del Cadrezzate, che appunto quest'anno ha fatto questa unione con la squadra di Gigi Narder, quindi li troveremo molto spesso nel Triveneto e questo ci rende solo che orgogliosi. Beh, quanta festa ci ha fatto non soltanto Gigi Narder, perché lui ce la fa perché ci vuole bene, ma anche tutta la location, anche la Calinferno, che ha offerto da mangiare a tutti quanti gli organizzatori, insomma spendono soldini, hanno buona creanza. Non sempre succede questo. Non sempre succede questo, ma comunque alla base c'è una famiglia che ama il ciclismo, che ha praticamente tutte le donne in famiglia fanno sport a livello agonistico, e quindi da Francesca Cauzza alla Silvia alle due sorelle Mariotto, quindi veramente sono delle ragazzine che stanno venendo su molto bene. Questa volta la famiglia conta molto anche per organizzare questi eventi. Abbiamo visto prima Graf Christian, adesso con il dorsale numero 102, prima abbiamo visto anche la Aurora Marchetti, Zanettin Chiara, e queste sono tutte le femminucce, cioè scusate, le donne allieve, che poi dopo si offendono questa categoria di chiamarla femminile. Come gradiscono? Ah beh, io penso, no, donne no, ragazze dai, abbiamo visto Sofia Biggina oggi un po' in ritardo, però anche per Sofia ci sarà tempo di rifarsi alla grande. Sofia credo che sia una ragazza, adesso forse dirò una stupidaggine, a mio parere molto emotiva. Può essere, ma sono delle cose che poi si maturano col tempo, e questa è la Silvia Cauzza, che aveva paura di fare la discesa in prova, ma mi ha detto che è riuscita a farle, quindi molto bene anche per Silvia, che non stava tanto bene, ma ha corso comunque in casa. Diciamo Maccari spumanti, Gigi Narder, che ha veramente dei grandi, insomma sta andando a toccare, a prendere dei campioni, lui gli piace molto, insomma essere sempre all'apice, poi già verso l'Iride. Beh, sicuramente ha una storia, quella squadra notevole a livello di partecipazioni anche veramente a manifestazioni importanti, e quest'anno hanno preso in toto la Cadrezzate, che è comunque una squadra che ha dei notevoli talenti, ha dei tecnici molto bravi che seguono questi ragazzi, ed è una squadra che diciamo nel ciclocross e anche su strada sta facendo belle cose. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa gara riservata agli allievi primo e secondo anno e donne allieve tutte, con chiaramente dei saliscendi. Qua abbiamo visto delle scale, abbiamo visto anche dei terreni un po' diciamo così morbidi, per cui ci si avvicina un po' alla tecnicità dei paesi del nord, chiaramente un po' di terriccio, ma questi sono anche ambienti che sono un po' baciati dalla natura e soprattutto ben riproposti e curati da coloro che in qualche maniera hanno il loro business, tra virgolette. Intanto vediamo proprio Stefano Sala della Cadrezzate, quindi contento sarà Gigi Narder vincere su Edoardo Nichele, il quale si deve accontentare della seconda piazza, però grazie alla seconda piazza della Divo Euganeo vestirà la maglia del trofeo Triveneto. Poi abbiamo Matteo Angelo Trambaioli, Butto Cristian, poi Pozzi, Ferro, Caneva, Molinari, Comacchio e Brianti. Questa è la categoria degli allievi al secondo anno. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno abbiamo Michele Bassani, lo vediamo adesso, Davide De Bellis, Dorigoni, Zecchin Matteo, Marchetti Moreno, da Pos Riccardo, Covi, Alessandro, Cesca, Pellizzer e Pizzolato. Per quanto invece riguarda le donne, vince Rachele Barbieri, adesso la vedremo arrivare, su Ludovica Camatta, Chiara Zanettin, Arzuffi Allegra Maria, Silvia Pollicini, Borghesi Letizia, Bez Giulia, Dalmagro Alessia, Macor Jessica e Sara Girardi. Quindi qua una sventola l'ha presa proprio la leader della classifica fino a questo momento, la Sofia Beggin. Alterna questa ragazza, anche lo scorso anno, a grandi prestazioni o addirittura prestazioni catastrofiche, non si accontenta mai della quarta, quinta posizione. Probabilmente avrà avuto anche qualche disguido tecnico, sono comunque in un'età dove può succedere di tutto, e anche nel ciclocross può succedere di tutto, quindi aspettiamo Sofia domenica a Villa Lagarina. Villa Lagarina non vale Lagarina, allora abbiamo visto proprio le prime tre, Barbieri, Camatta, Zanettin, riproposte adesso da Gianni Dal Santo, quindi di nuovo in studio prima di dare poi la linea alla gara con gli junior, fascia 2, e quindi lì zoppase dal grande. Rachele, bella vittoria oggi, si vede che era un percorso diverso da quello di voi. Sì, domenica scorsa la prima tappa è andata male, ho scollato 2 volte, poi sono caduta e sono arrivata ultima, però mi sono rifatta questa domenica nonostante mi è venuto un attimo di paura quando mi è caduta la catena anche oggi, però sono riuscita a controllarmi e a rimetterla su velocemente. E invece tu Camatta, piano piano porti via la maglia alla Beijing, che oggi ha preso una svalvolata incredibile. Sì, oggi è andata bene, sono molto contenta, anche per il secondo posto. E la Beijing come mai secondo te ha preso questa grande svalvolata, come dicevo, insomma oggi non è andata tanto bene per lei? Ma il primo giro eravamo tutti assieme, dopo
il peso della maglia, penso, non so. Un po' di pathos. Sì. Tu ci tieni a tenere questa maglia? Sì, spero di tenerla più che posso. Va bene, Bassani, caldo, freddo, percorsi diversi, un percorso completamente diverso da questo, però la musica non cambia. Ma la stagione è appena cominciata, abbiamo fatto appena 2 gare. Per me fino adesso è andato tutto bene, e spero che andrà sempre così, però non dobbiamo casarci troppo, però adesso sono contento. Michele, la costanza paga, perché poi dopo bisogna porsi degli obiettivi nella vita, no? Un obiettivo può essere questo trofeo Triveneto, che comunque è alla tua portata. Sì, diciamo che 2 secondi posti sono un ottimo risultato. Oggi non eravamo al meglio della condizione, però un secondo posto dietro un campione italiano è sempre un ottimo posto, quindi continuiamo e cerchiamo di tenere questa maglia per arrivare meglio agli italiani, insomma. Ben rientrati in studio amici sportivi, adesso la piccola parentesi con Sport City, Foto Bolgan. Noi ci auguriamo che qualche tappa Francesco venga a farla, perché io so che sono tanti ciclocrossisti, tanti amanti e tanti atleti delle biciclette che vorrebbero vedersi immortalati nella rivista, una bella rivista, abbiamo detto tante volte Ilenia. Sport City è una rivista che è il sunto di quello che accade in quei 2 mesi e a me piace moltissimo. Sicuramente la fotografia, l'ho già detto molte volte, è arte, quindi chissà si mette dall'altra parte dell'obiettivo e sa immortalare una ruota, il fango che schizza, insomma, da Dagliato, bravo. Ecco, diciamo una diversa posizione per vedere le realtà, che in diverse posizioni possono essere veramente diverse una dall'altra. Sport City. Ben rientrati in studio, allora Ilenia, Rachele Barbieri vince, Ludovica Cammatta è lì che insomma si prende la maglia. Sì, perché appunto abbiamo avuto questo piccolo stop di Sofia Begin e adesso sono le prime prove e sicuramente la maglia cambierà spesso secondo me all'inizio. Sofia Begin, tu la conosci? Però come mai alterna? Anche lo scorso anno, grandi prestazioni, lo diciamo prima in cronaca, e tante volte invece a lei la via di mezzo non piace, o spara che arriva prima. Oppure no, domenica è caduta volevamo saperlo da lei. La catena. Ah, povera. Avevamo detto che probabilmente aveva avuto qualcosa. Un saluto a Sofia Begin. Allora, Valle Lagarina, insomma, Villa Lagarina. Villa Lagarina. Si dovrà riscattare. Esatto. Michele Bassani e Michele Edoardo. Michele Edoardo con questa seconda posizione, insomma, è un bel corridore a tappe, Michele. Sì, dai, io l'ho visto proprio 2 giorni prima del trofeo perché sono andata da Enrico Pengo a imballare la mia bicicletta per partire e c'era proprio lì Edoardo con suo papà. E so che si sta preparando molto bene, quindi sta cercando questa vittoria. Intanto Edoardo, goditi questa maglia, e Bassani invece, insomma, Michelino Bassani 2 su 2. Però Davide De Bellis guarda che sta andando molto bene. Ma infatti io mi aspetto una bella prova di De Bellis, forse probabilmente sarà come suo fratello quando comincia il brutto tempo, quindi vedremo un po', secondo me sarà una bella lotta e potrebbero anche saltare fuori degli altri nomi perché comunque sono ragazzi molto giovani e non si sa mai, ecco. E invece te com'è andata? Io a casa tua? Hai giocato in casa? Io non stavo bene, ho preso il virus il giorno Devi andare più forte. No, stavo male, non dovevo neanche correre, solo che poi Luca Pavanello mi ha detto che potevo correre. Se no il nonno chi lo sentiva anche? Sì. Se non ti vedeva in bicicletta. Comunque dai, hai finito la gara. Sì, sì. Questo è importante. Perché nel ciclocross e nel ciclismo la cosa che mi piace di più di voi ragazzi è che quella che se iniziate una cosa la portate a termine, e questo dovrebbe essere di monito. Tanti dicono di monitor, che mi piace da morire, di monito,
che insomma è secondo me un modello da sperimentare anche in altri luoghi, perché credo che soltanto nel ciclismo succeda questo, anche se arrivo ultimo, ma io voglio arrivare. Vero Francesca? Esatto. Mi guardi con una faccia che dire, cosa dice questo qua? Junior, donne e quindi fascia 2. Junior fascia 2, questo non ci va proprio, un bel coniglio, ecco la ruralità. Insomma, Junior fascia 2 e donne tutte, qua un bel lotto di partecipanti. È vero che tanti erano impegnati sulla prova di Coppa del Mondo, però qua ne vediamo tanti, intanto la Pizzolotto. Lucia Pizzolotto, gradito ritorno in maglia tricolore delle Master 2, quindi benvenuta Lucia e chissà che ci vediamo anche domenica. E qua vedremo poi come si comporterà anche, la scorsa settimana abbiamo detto che non l'avevamo vista tanto bene, però oggi vedremo la Elena Valentini come si comporterà, se avrà ripreso, se tu avevi ragione che lei è una che comunque è già in forma, ma lo vedremo tra poco. Questa è la fascia 2 con Dal Grande e Zoppas. Speriamo che Dal Grande ce la faccia. Io devo dire la verità, onestamente, sono amico di tutta la famiglia Zoppas, però io tifo da morire Dal Grande perché mi piacerebbe vederlo vincere almeno una volta. Ma io sono convinta che quando cambieranno le condizioni climatiche anche il Beppo andrà forte. Intanto primi giri per gli junior che hanno già preso posizione lì davanti con Colledani, con Andreatta, con Zoppas, Nicolò. È pur vero da dire che Master 5 e Master 4 c'è una bella differenza. Quando si fanno i campionati italiani ognuno ha la sua fascia. Sicuramente corrono separati, è difficile per i Master 5 riuscire a essere così competitivi con i Master 4, quindi Dal Grande bisogna dargli atto quando arriva davanti. Sono tanti anni di differenza. Beh, oddio, è una fascia di anni di differenza, quindi sinceramente sì. E quindi adesso abbiamo detto che erano gli junior, e qua adesso vediamo le donne, mi pare di vedere proprio in primo piano la Nicoletta Bresciani, che noi continuiamo a dire, Gianni Del Santo, il nostro operatore e regista, ha un debole per questa ragazza perché gli piace come va in bicicletta, non so, ma va in maniera diversa Elenia. La Nicoletta ha tanti anni che fa il ciclocross e io sono convinta che appena arriverà il brutto tempo sarà veramente difficile da tenere le sue ruote perché è veramente brava su questi percorsi molto fangosi. Ecco. Infatti è una pedalata molto potente. Qua andiamo invece con la fascia 2, abbiamo visto proprio nell'orizzonte, ma è giusto anche citarli tutti, non soltanto Dal Grande ma anche Sponga, Gianella, Rec, Dalla Libera, Bellante, Giunchi, poi abbiamo Braidot, Marco Valentini, poi abbiamo Luisetto Roberto, De Bon, Maniaco, Lavarda, Tonella, Zanuzzi, Scapinello, Mazzer, Valentini, Renzo, Dal Gatto, Di Vita, Toscanta, Massia, Mazzucco, Paccagnella, Ottavio, che gli portiamo i nostri saluti, grazie per la scorsa volta per avercelo portato, e Loris Tognon. Ma abbiamo anche altri della fascia 2 che hanno un bel passato. Parro Giovanni. Beh, sicuramente anche Parro ha vinto tanti titoli tricolori, intanto abbiamo visto come Avò, come i Master facciano la differenza nella gara donne. Infatti adesso vedremo che Zoppas comunque è passato al comando, ha già preso le donne e dietro abbiamo Anna Oberparleiter, mia nuova compagna di squadra alla Carraro, che diciamo sta facendo da lepre per le donne con Elena Valentini dietro che sta tallonando. Eccola qua, abbiamo già la Valentini qui davanti e eccola qua Oberparleiter seconda, ragazza che viene dal mountain bike, e Ottavio un po' sofferente oggi ma sempre un grande. Ma bisogna dire, ma non si possono far partire dopo oppure bisogna fare un esposto oppure un cambiamento di programma nazionale? No, secondo me dipende un po' dalle gare, perché ci sono state delle gare l'anno scorso che partivamo davanti, delle gare dietro, secondo me dipende. Adesso in questo percorso secondo me non era così tanto rilevante e poi resto sempre dell'idea, come ho detto la settimana scorsa, che chi riesce a tenere le ruote di questi uomini, in questo caso vediamo non lo sta tenendo più la ruota di Zoppas, vuol dire che va comunque forte, ecco. Savio, abbiamo visto Valentini, insomma sono sempre quelli i protagonisti della fascia 2. Notizia della giornata che abbiamo visto passare in testa pochissimo dalla conclusione proprio Dal Grande, e chissà che non dia una soddisfazione a tutti i suoi fan, ma ricordiamo anche, come dicevi giustamente tu, Savio Daniele, ma abbiamo anche Gresele Giovanni, Dussin Giuliano e Santifaller Marcus, anche questo un grande stato. Sicuramente ecco la Lucia Pizzolotto che preferisce il ciclocross vecchia maniera, ma anche Lucia è sempre una grande e anche l'anno scorso ha preso delle belle soddisfazioni. Nadir Colledani, che non è stato convocato in Coppa del Mondo, oggi sta dettando legge, ma ho visto veramente una bella gara di Nicolò Zoppas e di Luca Andreatta, insomma ragazzi che stanno crescendo bene.
Stanno crescendo bene, sono juniores, alcuni sono al primo, alcuni al secondo anno, quindi il gap bisogna anche stare attenti quando si parla, perché voglio dire, un secondo anno come Gioele ha una esperienza maggiore rispetto a Franzolin, tanto per dire. Tanto qua vediamo invece la Elena Valentini che giustamente tu mi sbugiardi dalla scorsa settimana, questa invece oggi la vediamo veramente messa bene. Beh, sicuramente oggi aveva la grande possibilità di prendere la maglia, non essendoci né Francesca Cauz né la Arzuffi perché impegnata in Coppa, non c'era neanche Francesca Cuciniello che sta poco bene, l'aspettiamo fra 2 settimane, e quindi diciamo che oggi Elena sta dimostrando di essere la più forte, insomma i valori di Vo si stanno riconfermando se andiamo a vedere, ecco. Quindi vediamo sempre lì davanti a tutti, proprio dal grande, Zoppas in seconda posizione, Valentini Renzo in terza, insomma chissà che le cose rimangono così, però vedo che è un terreno molto più adatto ancora a Zoppas, perché non c'è fango, non ci sono terreni pesanti ancora, e quindi forse la differenza, mi sembra che stia un po' giocando con il gatto, con il topo in qualche maniera, però la cosa reale che mi piace è che Zoppas non lascia nulla a caso, lui non regala nulla. Una cosa bella abbiamo visto appena adesso, come ha affrontato Nadir Coledani questo pezzo, molti perdono tempo a cercare di farlo in bicicletta, Nadir molto veloce a piedi, guardate come ha fatto anche Andreatta, va su con la bici in spalla e veramente ha staccato poi diciamo Zoppas. E l'Italia veramente, l'Italia cerca di 2,5 metri rispetto alla chicane, rispetto al tornantino, adesso lo vediamo dalle immagini, da questo punto qua se uno va a piedi, come sta facendo in questo momento questo atleta, mentre la Valentini ha preso il suo giro, però ha preso già 3 metri. Ma infatti molto spesso si è molto testardi nel voler fare tutto in bicicletta, ma molto spesso veramente chi è forte a piedi può fare la differenza. Nadir Coledani è quello qua che ovviamente è più pimpante, ha già un centinaio di metri su Zoppas, e quindi vedremo adesso l'arrivo, penso sarà questo, ecco. E oramai mancano veramente poche decine di metri all'arrivo, vediamo la telecamera di Gianni Del Santo con quella fissa di Alessandra Gazzola, proprio Nadir Coledani che si impone su Nicolò Zoppas, mentre a terza posizione vediamo Luca Andreatta, poi abbiamo Michael Capati, Casanova Simone segue Marco Zanella, Troiani Stefano al 7° posto, Bondavalli Alex, Bravin Andrea e Marco Mattia al 10° posto. Per quanto riguarda invece la fascia 2, adesso vedremo tra poco Flavio Zoppas che compare e soprattutto vince alla stragrande, proprio beffando dal grande all'ultimo tornante, lo vediamo proprio qua, con Giuseppe Dal Grande al 2° posto e Renzo Valentini al 3°, Savio Daniele, Gianella Ignazio, Maniacco Renzo, Bellante Dario, Zanuzzi Renato fino all'8°, poi abbiamo 9° e 10° posto per Mogno Michele e Sponga Marco. Ora attendiamo l'arrivo delle donne, la vedremo adesso comparire Elena Valentini, eccola qua, su Anna Oberparleiter, Nicoletta Bresciani, Deborah Soligo, Paola Maniago, quindi prima master la Maniago come avò, Giovanna Micheletto, prima donna junior, Chiara Selva, Beatrice Camatta, Jasmine Dotti e Elena Leonardi, queste le 10 donne. Adesso le interviste a tutte le vincitrici. Peppe, io non è che voglio fare il tifo per te, però ero quasi convinto che stavolta potesse andare bene. Ma speravo anch'io, ma diciamo che per battere Flavio oggi doveva forse commettere un piccolo errore nell'ultimo giro, perché so che poi è più veloce e quindi non avrei avuto scampo. Ho cercato tutto per tutto a 2 giri alla fine, all'ultimo giro di staccarlo, ma non ci sono riuscito e quindi onore a lui anche questa volta. Oramai è anni che il dominio è su voi due, anche con Screcci vi nominiamo spesso. Flavio, però tu un regalo non glielo farei mai. No, non si regala niente a nessuno, Oggi me l'ha fatta sudare proprio, 7 camicie come si dice, comunque più soddisfazione così, no? Tra le donne junior non c'è maglia di vestizione, però la soddisfazione è tanta. Sì, sicuramente un buon risultato, essere arrivata prima tra le junior e sono molto contenta della gara di oggi. E naturalmente concorrevo anche contro le elite, le donne under, ho cercato di fare il meglio e sono contenta. Nadir, non c'è Gioele e ti ciucci la maglia, comunque la cosa più importante è che il Trofeo Tiveneto intanto credo che sia una tra le organizzazioni migliori in Italia, ma poi è un obiettivo che premia anche la costanza, come spesso succede nel ciclismo. Sì, oggi ho vinto io, Gioele e gli altri erano impegnati in Coppa del Mondo
e gli ho rubato la maglia. E sì, il trofeo Trivento per me è prestigioso, infatti anche l'anno scorso sono riuscito a vincerlo. Quest'anno per me è il secondo anno da junior, quindi magari posso essere più avvantaggiato, ma non è detto perché i primi anni sono agguerriti. E niente, sono contento, il percorso mi piaceva, peccato troppo caldo, e era veramente tanto caldo. E nella settimana scorsa non so se hai sentito la critica, se vuoi pigliarmi anche Sberloni, sono contento, ho detto non ti vedevo perfettamente in forma, invece Ileni ha detto no, guarda che la Elena sta andando molto bene, e oggi mi pare che lei abbia avuto ragione. Ma sì, questa stagione è iniziata piuttosto bene, vengo da una stagione dove l'anno scorso ho avuto diversi problemi, inconvenienti, quest'anno ci tenevo a rifarmi, ho iniziato pian piano, adesso sto prendendo il ritmo e finalmente è arrivata questa bella vittoria. Ben rientrati in studio, amici sportivi. Allora, qua abbiamo visto junior e quindi donne e quindi anche fascia 2. Dal grande non ce l'ha fatta. Da grande non ce l'ha fatta neanche oggi, però è lì, quindi lo aspettiamo. Junior e donne, come avevo previsto la settimana scorsa, sono arrivati, diciamo, quei ragazzi che si erano piazzati a Vo e che hanno approfittato appunto della mancanza degli atleti in Coppa e si sono prese delle belle soddisfazioni. Comunque Elena Valentini è andata alla grande comunque, io ho visto anche una pedata eccezionale. Sì, come io avevo detto ancora la settimana scorsa. Ci non sta a rimarcare che io ho detto che era un po', invece tu hai detto no, ho capito che avevi ragione. Beh, sta andando bene. Valentini, ti ho chiamato a venire a condurre Screccio perché so che tu ne sei più di me. Grazie, comunque avevo ragione, insomma dai Elena, adesso non, mi raccomando, vai forte anche domenica prossima. E se no sono mazziate. Allora adesso partiamo subito con la gara regina, quindi Elite, Under 23 e fascia 1, quindi del riccio su tutti per la fascia 1 e gli altri due categorie le vedremo. Renzo Zanchetta, vicepresidente del Comitato Regionale Veneto. Io le voglio fare una domanda intanto un po' cattiva, e poi dopo se la prende male io non so cosa farci, però penso che il ciclismo, questo ciclismo, tante volte parla bene e razzola male, e le spiego il perché. Si parla dei valori del ciclismo, del fatto che comunque chi pratica ciclismo affronta una vita di regole ma anche di sacrificio, quindi dei valori importanti. Poi succede che una Ilenia Lazzaro vince un mondiale comunque in Grecia importante, che dovrebbe veramente far gioire tutti, e quasi quasi tutti non ne parlano, oppure dicono ma cosa vuoi, è una cosa di seconda categoria. Io vorrei sapere il suo pensiero. Beh, questa è sicuramente una domanda un po' difficile anche da approfondire, però io dico in tutta serenità che il ciclismo purtroppo è ancora visto a varie fasce. Non sembra che ci sia il ciclismo in Serie A, di B, C e forse altre categorie ancora inferiori, mi riferisco a quello che diceva lei poc'anzi. Evidentemente quando c'è un titolo in palio c'è un titolo in palio ed è giusto evidenziarlo nel dovuto modo. È chiaro che noi abbiamo una cultura prevalentemente stradista, però io credo che come dirigenti dobbiamo sempre di più aprire gli occhi verso quel movimento che sta crescendo in maniera esponenziale, mi riferisco alla mountain bike, mi riferisco al cross, qui oggi siamo in un contesto eccezionale con tantissimi partecipanti, mi dicono oltre 300, quindi se non stiamo attenti a quelle che sono le evoluzioni del ciclismo moderno rischiamo di venire e di implodere noi stessi, quindi dobbiamo guardare, ma non lo dico sembrerei magari che facesse un discorso in un periodo anche elettorale, non lo dico, l'ho sempre sostenuto, evidentemente il ciclismo deve essere guardato a 360 gradi, valorizzato nel modo giusto e opportuno, chiaramente dobbiamo anche fare i conti e capire che la realtà rispetto alla strada la strada ha dei media che sicuramente è più seguita, ma detto questo dobbiamo sforzarci per far sì che se la strada fa da traino, io non credo che la mountain bike o il cross sia inferiore all'attività e alla capacità organizzativa che hanno sulla strada, e quindi bisogna che noi dirigenti siamo in grado di cogliere questo movimento che sta crescendo sotto tutti gli aspetti, sanno anche attrarre importanti sponsor che forse nella strada hanno maggiore difficoltà, e quindi da qui noi dobbiamo anche prendere degli spunti per migliorare il nostro movimento del futuro. A lei Ilenia Lazzaro un augurio. Assolutamente sì, mi fa piacere anche perché la conosco personalmente, so la passione che ci mette, quindi so che collaborano con la vostra testata, prima era in altra testata, ma comunque la passione del ciclismo ce la dentro, quindi complimenti a Ilenia Lazzaro e avrò modo di farla personalmente, credo a breve, insomma, ecco, grazie. Ultima gara di giornata qui al Calinferno, ricordiamo Oasi Campagnola, perché l'Oasi Campagnola è una piccola frazione di Mareno di Piave, non è soltanto il posto.
Esatto, una piccola frazione che è all'interno di questo piccolo bacino, piccolo laghetto, poi c'è anche appunto questo bellissimo posto per mangiare e divertirsi. Io consiglio a tutti di andarci perché credo che passare una domenica in questo luogo, insomma, ti mette veramente a posto. Non occorre che andiate a vedere il ciclocross, coloro che abitano lì vicino vogliono farsi una bella girata, insomma, merita veramente tanto. Intanto sono partiti gli Elite, poi Under 23 e fascia 1, tanto per dire coloro che rappresentano di più, lo vediamo Visinelli da una parte, Lorenzo Samparisi per gli Under 23 e Del Riccio Simone per quanto riguarda la fascia 1. Sì, Visinelli ha già preso il comando e dietro abbiamo visto anche un nome nuovo, cioè un gradito ritorno dal mountain bike di Michele Casagrande, che probabilmente avrà fatto solo la comparsata oggi, non penso voglia fare ciclocross, però insomma anche per Michele così un divertimento nella bici da ciclocross. Io voglio dire una cosa, insomma rischio improprio, scommetto improprio, un mio parere, ma Visinelli per me sta a fare delle grandi cose anche ai campionati italiani, sta andando alla grande. Sì, si stanno allenando molto bene e io sono convinta, comunque Raffaele è sempre stato un ragazzo molto valido e vediamo già da questa gara, insomma ha già un bel margine di vantaggio rispetto alla settimana scorsa dove sì, è vero mancano dei ragazzi, però diciamo che Raffaele oggi aveva già un netto margine fin dall'inizio. Io ho visto una pedalata, l'abbiamo visto dalle immagini, bella rotonda, poderosa, anche molto sciolta, quindi riesce ad imprimere veramente una potenza esagerata. Del Riccio mi pare che vada un po' come un cicloturista, perché evidentemente il gap verso gli altri è veramente enorme. Veramente sembra che non stia neanche facendo fatica. Dietro Diego Rettis che ritorna davanti tra i master e questo suo rientro insomma agonistico, e sembra fare un po' più di fatica. Ecco, guarda come salta Rafael, questo dimostra che sta allenando molto bene anche la corsa a piedi, e poi ecco Thomas che ha un turbo, magari parte un po' male all'inizio, ma poi eccolo qui anche lui abbastanza scaltro, e poi tutti a seguire, insomma Samparisi, Smarzaro eccetera eccetera. Quindi Thomas Paccagnella sta inseguendo Rafael Visinelli, però diciamo che Thomas Paccagnella forse carbura un po' dopo, perché comunque lui le doti le ha. Ah beh, sicuramente poi magari va su percorsi dove è più facile guidare. Vediamo Del Riccio cosa prova a fare. Ecco, siccome Del Riccio è talmente avanti, prova a saltare. Oddio, secondo me era meglio saltarlo in bicicletta, a piedi, però. Ma siccome ci avrà un bel margine di vantaggio, poi dopo è un personaggio Del Riccio, bisogna dire la verità. Sta facendo forse qualche prova, adesso vediamo tutti gli altri, vedo che vanno comodamente a piedi, è giusto che sia così. Caldarta, anche lui qui. E qua è Caisse, non si può non nominare, perché lui è un fedele di Scratch da una vita. Vabbè, anche Ivan, insomma, gradito ritorno anche per lui in questa stagione e speriamo di vederlo spesso. Adesso vediamo questa panoramica con questo bello zoom e questa bella immagine di Rafael Visinelli. Visinelli, che ricordiamo è un italo-brasiliano, ma oramai a tutti gli effetti è italiano al 100%, lo vediamo come sa dipanarsi su questo bellissimo percorso, che devo dirti la verità, questo forse come percorso rispetto a quello di Ivo, che era stupendo, è un po' più variegato, forse più accattivante. Sicuramente molto meno muscolare dell'altro, più da scendere, da contropendenze, bello, un bel percorso da cross. Invece a Villa Lagarino troveremo un percorso che sarà più o meno come quello di Ivo. Esatto, molto simile a quello di Vo, ci sono però anche qua dei pezzi da fare a piedi a differenza di Vo, e quindi poi comunque la differenza la farà il tempo, perché mettono brutto tempo per i weekend, quindi vediamo. Speriamo di no, intanto vediamo che bene sta andando anche Iari Cisotto, perché si sta testando sempre in ottava, nona posizione, anche Francesco Pedante sta andando molto bene, e insomma questo ci fa non soltanto che piacere, siamo strafelici. Si sta arrivando più o meno alla conclusione di questa gara riservata, abbiamo detto, agli elite, quindi diciamo così professionisti. Gli elite non sono proprio professionisti. No, non sono tutti professionisti, Thomas Paccagnella fa il geometra, quindi ci sono anche ragazzi che lavorano, ovviamente quelli dei gruppi sportivi militari lo fanno per mestiere. E quindi diciamo che non sempre è per tutti uguale. Allora, il discorso che facevo prima di Thomas Paccagnella, insomma, un po' va di dazio perché c'è da lavorare,
e gli altri forse fanno soltanto quello. Sicuramente Thomas penso che negli ultimi anni, non me ne vogliano gli altri, sia il primo lavoratore tra gli elite nelle classifiche, quindi bisogna anche dargli atto, ma comunque ha dei geni non da poco, insomma Ottavio è stato un grande campione nel ciclocross e il figlio viene su uguale. Smarzaro e Todaro, vediamo tra gli under 23, Visinelli affronta molto bene questo tratto, si sta andando veramente forte oggi Raffaele. Sta andando fortissimo, l'abbiamo visto, ma bene sta andando anche Paccagnella, ma è giusto anche, diciamo, in chiave proprio puramente di cronaca, dare anche qualche indizio a coloro che non sanno esattamente questi atleti che vita che fanno. La maggior parte di questi lavorano e portano via veramente molto tempo durante la giornata per potersi allenare. Adesso io parlo di Zoppas perché più con lui riesco a parlare, ma lui lavora tutto il giorno, ma si dedica anche 2-3 ore di bicicletta tutti i giorni, quindi oltre alle 8-9 ore di lavoro deve aggiungere un altro tipo di stress. Sì, tra i master ovviamente lavorano tutti, e tra gli elite e gli under 23 quelli più giovani vanno all'università o studiano, qualcuno fa già l'atleta a tempo pieno, i gruppi sportivi militari in questo senso hanno dato una grossa mano, perché insomma i grandi campioni che abbiamo, i grandi talenti come i Braidot, come Visinelli, insomma quelli che poi vincono le medaglie appartengono al gruppo sportivo della Forestale, quindi veramente bisogna dare atto a questo gruppo sportivo che sta credendo nel ciclocross, come il gruppo sportivo Esercito che dà appunto a Ponta, Bianco eccetera la possibilità di correre. E quello che diciamo noi, sarebbe bello vedere tutti i gruppi, diciamo così, l'arma, diciamo così, carabinieri, come potrebbe essere la polizia, che una volta ce n'erano anche degli esponenti, ma erano, diciamo così, un po' spot. Sarebbe bello creare quell'humus, quelle squadre che oltretutto portano anche il brand della loro appartenenza, e credo che sia un riferimento importante, quindi caldeggiamo anche la Polizia di Stato ma anche i Carabinieri a portare i loro atleti. Insomma, non sono grandi investimenti, però il ritorno d'immagine è enorme. Sicuramente enorme, in questo caso io penso che la Forestale sia quanto mai azzeccata, in quanto si corre in mezzo al verde e comunque per loro è una vera e propria filosofia. Abbiamo visto ancora Del Riccio davanti con Giuseppin sempre dietro, Retis terzo, ormai sono queste le posizioni tra la fascia 1, mentre San Parisi è diciamo in vantaggio nei confronti di Todaro per quanto riguarda gli under 23. Hai parlato di Diego Reti, sono contento di vederlo ritornare tra noi, tanto anche Diego Lavarda in questo bel primo piano. Questo è un altro ragazzo che fa i turni Cais, si alza la mattina a volte alle 4 e quindi fa il primo turno, grandi sacrifici per lui, l'amore per la bicicletta è questa. Cominciamo a sverniciare un po' le schifezze che abbiamo sentito di Armstrong, poi parleremo anche un po' di questo in studio, però voglio dire, questi sono quelli che sono i modelli comportamentali, gente che pensa di fare sport e gente che spende dei soldini impropri per le biciclette. Vabbè, questo senza dubbio, sfatiamo questo mito che tutti gli elite hanno tutte le biciclette gratis, perché vi assicuro che ci sono tante elite che si comprano i pezzi, si fanno le biciclette di ciclocross anno dopo anno, quindi diventa poi anche un piccolo tesoro personale la propria bici da cross. Io spero che tu mi mantenga una promessa, chiamare qua un costruttore perché ci venga a spiegare una volta per tutte com'è la bicicletta da ciclocross, perché è diversa da quella da mountain bike, ma è anche diversa di quella da strada, come diversa la pedalata di Del Riccio rispetto a uno stradista. Vabbè, sicuramente sarà fatto, insomma, prossimamente avremo anche queste delucidazioni. Benissimo, siamo proprio arrivati alla conclusione di questo ultimo frammento. Intanto vediamo proprio Diego Retis, corridore credo uno tra gli unici vicentini negli elite, che sta partecipando a questa gara proprio del secondo Gran Premio Calinferno all'Oasi Campagnola a Mareno di Piave. Tanto vediamo un Bisinelli sempre più concentrato, sempre più vicino alla vittoria di giornata, con un Thomas Paccagnella che è lì vicino, insomma lo ha sulla mira, sta facendo una ultima parte di gara Thomas veramente egregia perché si è avvicinato, forse l'altro ha mollato un po'. Sì, c'è stato questo iniziale gap che non è più stato colmato, vediamo adesso, eccolo qua, Visinelli che arriva trionfante, andrà a indossare poi in virtù della vittoria di oggi la maglia di leader del trofeo. Benissimo, quindi bravo a Rafael Visinelli, adesso vedremo tra poco, intanto Retis che è terzo perché è stato doppiato, non lo rivedremo più ma lo andremo a nominare. Poi abbiamo Thomas Paccagnella che va al secondo posto della World Service Brenta, poi abbiamo Lorenzo Samparisi, Alfonso Fabio Todaro al quarto posto, Tommaso Caneva, poi abbiamo Igor Smarzaro,
Michele Casagranda, Pettina Nicolas, Acquaviva Francesco e Braidot Stefano. Poi vediamo infatti San Parisi che va a vincere tra gli under 23 su Todaro e Caneva. Bravissimo San Parisi, ha fatto una gara eccezionale. Mentre tra la fascia 1, adesso lo vedremo arrivare con la sua fiammante maglia tricolore, è uno dei pochi master a non essere doppiato, assieme appunto al secondo, è Carmine Del Riccio del gruppo sportivo Esercito. Adesso vedremo che arriverà, questo Pettina, quindi adesso probabilmente arriva subito dopo dei primi elite, quindi veramente dare atto a Carmine che va molto forte. Quello era Acquaviva? Quello era Acquaviva, qui c'è qualche altro master doppiato, questo è Stefano Braidot, vediamo un po', adesso arriva anche Carmine, no, questo è Cisotto e dovrebbe arrivare anche Carmine adesso. Comunque andiamo a dare l'ordine d'arrivo, eccolo qua, Carmine Del Riccio, gruppo sportivo Esercito, che vince su Sergio Giuseppin, quindi gli unici 2 master a non venire doppiati dall'elite, eccoli qua, Diego Retis, Lavarda, Daros, Bolzan, Azzi, Rucco, Zabeo e Caldano. Adesso le interviste e poi in studio per il finale. Carmine, hai avuto qualche problema di stomaco oggi, però con questo non ti ha impedito di fare una buona gara. Non sei stato brillantissimo, però hai dato comunque prova di essere ancora leader di questa maglia e te la meriti. Sì, oggi diciamo che anche se le condizioni erano buone prima della gara, poi proprio alle fasi iniziali ho capito che c'era qualcosa che non andava, forse non ho digerito bene la pasta del pranzo, così. Comunque alla fine non è una scusa, magari impariamo la prossima volta a mangiare un po' prima, magari. Però diciamo che visto che il circuito è stato anche leggermente modificato e reso ancora più tecnico rispetto alla passata edizione, con un po' di doti tecniche ho compensato, per fortuna. Lorenzo, una bella gara, un percorso tra il tecnico e anche abbastanza insidioso. Vinci alla stragrande, però consegni la maglia. Purtroppo sì. La maglia, siccome domenica scorsa ho avuto un problema tecnico, sono arrivato nono e ho perso un po' di punti. Oggi invece è andata bene direi, perché subito ho sentito che la gamba girava bene, ho tenuto il pacca per un paio di giri, poi il suo passo era veramente forte, quindi sono dovuto staccare. Ho aspettato che rientrassero Fabio e Smarzaro, quando sono rientrati loro ho detto ce la si gioca all'ultimo giro è andata bene. Come ti pare questo trofeo Triveneto alle prime 2 uscite? Ma sì, dai, diciamo abbastanza impegnativo come circuito. Ben organizzato? Sì, assolutamente, ben organizzato. Raffaele, abbiamo detto l'italo-brasiliano, ma oramai sei italiano a tutti gli effetti e porti lustro. Manca, insomma, la mancanza di Alessandro Fontana si fa sentire, subito sostituito dalla tua grande personalità, almeno oggi così è stato. Sì, dai, oggi è andata bene, bisogna tenere alto il livello della forestale, quindi anche Fontana, bisogna ricordarlo bene, non che sia, però è sempre ai box. È là che si starà grattando delle parti. Esatto, però sì, dai, tutto bene, diciamo che domenica scorsa stavo sempre abbastanza bene, però ho sbagliato, penso che si sia anche visto in trasmissione, ho sbagliato una curva all'ultimo giro e quindi oggi avevo un po' il dente avvelenato, allora ho preferito fare il corso d'attacco da subito e così avevo la certezza perlomeno di, anche se avevo qualche errore o incidente, di arrivare. Il Corpo Forestale insomma parteciperà a tutte le gare del Trofeo Triveneto, tiene alta anche la bandiera. Sì, quest'anno cerchiamo di seguirle tutte e arrivare magari in fondo con la maglia e puntare soprattutto all'italiano in casa, Vittorio Veneto, e speriamo in bene. Insomma. Auguri. Grazie mille. Ben rientrati, allora Elenia, telegraficamente abbiamo Visinelli. Visinelli che oggi ha preso anche la maglia in virtù della vittoria, e sarà una guerra con Paccagnella secondo me. A 2, poi dopo vabbè, Del Riccio oramai. Del Riccio, vabbè, no, io alla seconda prova, diamo un po' di sì, speranza anche agli altri, dai, insomma. Però Carmine diciamo che ha una marcia in più adesso, ecco, senza dubbio. E l'altro? E San Parisi che oggi ha sfruttato un po' magari la mancanza degli altri assenti, parlo dei forestali, per appunto vincere, quindi bella corsa anche per Però a me piacerebbe un po' cominciare a pensare che non mi piace parlare di quelli che non c'erano.
A me piace parlare di quelli che c'erano, perché comunque la costanza premia. Vabbè, quello sicuramente, il trofeo Triveneto premia la costanza. E soprattutto non vanno tutti a Coppa del Mondo, bisogna discriminare, è un bel trofeo, piace, ben organizzato, allora vale la pena di andare a frequentarlo, credo che un atleta e un direttore sportivo dovrebbe ragionare così. È vero o non è vero, Francesca? Sicuramente, io domenica mi è dispiaciuto moltissimo non partecipare alla gara in Oasi Campagnola organizzata appunto dalla mia famiglia e in collaborazione con GS Verso l'Iride di Gigi Narder. E niente, però sono rimasta molto soddisfatta di aver partecipato a una Coppa del Mondo. Ma è vero che non aiuti tua sorella ad andare in discesa? No, non è vero. Cioè, quando usciamo in allenamento insieme, però mi fa perdere la pazienza perché lei ha paura e non è molto spericolata e quindi io perdo la pazienza. Allora io ti auguro a te di fargliela pagare, va bene? Prova ad andare in discesa 10-20 fin quando non impari e poi dopo la devi surclassare, così sarà il riscatto dei fratelli e delle sorelle minori, è vero? Sì, io ringrazio te Francesca, ringrazio anche te Silvia, ringrazio la mia co-conduttrice e ti faccio ti faccio un grande augurio per queste 2 splendide medaglie che mi inorgogliscono prima di tutto come italiano, che è la cosa più importante, e poi dopo come sportivo. E invece a Giacomo Salvador gli posso dire, apri l'ombrella perché ci vediamo domenica a Villa Lagarina, ok? Per questa puntata è proprio tutto, amici di Scratch. Per chi avesse la bontà di seguirci, sappiate anche o bianco o nero, quindi lunedì prossimo potrete gustarvi questa bella trasmissione, si parlerà di occulto, o meglio, l'altra dimensione, cose mai viste. Buonasera a tutti, grazie. I'm the invisible man.